Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. La direzione investigativa antimafia ha confiscato beni per 6 milioni di euro ad un imprenditore agricolo di Messina, ma residente Enna, già condannato per i reati di usura e associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Ancora sbarchi nella notte a Lampedusa, l'ultimo avvenuto intorno alle 2 riguarda 42 ivoriani e guineani soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza, salgono a 1522 i migranti presenti nell'hotspot dell'isola. Renato Schifani ha raggiunto un accordo con il ministro dell'economia Giorgetti riguardo alla riforma dell'accordo Stato-Regione per affrontare il disavanzo finanziario della Sicilia. Arriva l'ok da Roma per lo sblocco delle assunzioni. Ennesima tragedia sulle strade siciliane, precisamente in contrada Cappuccina a Modica nel Ragusano, dove in un incidente ha perso la vita un 87enne di Pachino. Chiudiamo con il caso di Valeria Lembo, la 34enne morta dopo essere stata sottoposta a una dose errata di chemioterapia, condannato Sergio Palmeri, all'epoca primario del reparto di oncologia del Policlinico di Palermo. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsecilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.